La mimosa viene utilizzata alla festa della donna perché appunto ce l'abbiamo l'8 marzo, è il periodo in cui fiorisce la mimosa e è simbolo di coraggio e forza, quindi possiamo identificarlo con la donna. Si utilizzano insieme alla mimosa anche ranuncoli, tulipani, tutti i fiori di stagione. Le rose anche, perché quelle ci sono sempre. Per la festa della donna vengono diverse persone, sia anziani, donne che regalano ad altre donne, anche giovani. Si mette sempre o quasi sempre il rametto di mimosa anche all'interno di un mazzo. Qualche volta qualcuno ci chiede qualcosa di diverso, però all'interno magari del bouquet diverso o di qualcos'altro c'è sempre il simbolo, anche un piccolo rametto però viene quasi sempre inserita. Una volta c'è stato un ragazzo che su una pianta di mimosa ci ha fatto inserire dei bigliettini con scritto alla sua ragazza, che è bellissima, e ha più o meno appeso una cinquantina di biglietti con tutte queste scritte, quindi è stato originale. È una festa che comunque viene sempre ricordata, è una festa nella quale si lavora sempre tanto, perché tutti si ricordano delle donne.